Bene, eccoci insieme anche oggi. L'ospite è Bertilla Troietto, che è la presidente di AIDO Veneto, AIDO è l'acronimo di Associazione Italiana Donatori Organi, perché questo è il periodo della Giornata Nazionale del Dono e ovviamente la sua mission, la mission dell'associazione è quella di promuovere la donazione degli organi. Certo. Però insomma possiamo iniziare con un sorriso, nel senso che insomma, in qualche maniera le cose stanno andando bene, pur in un settore decisamente particolare anche per sensibilità come questo. E l'Italia è la seconda regione del paese per numero di soci AIDO, cioè sono 215.000, cui vanno aggiunte altre 42.000 persone che hanno manifestato la volontà di donare presso le aziende sanitarie locali o presso i comuni. Certo, Quindi, certamente. insomma, una Presidente soddisfatta. Mai soddisfatti in questo campo perché c'è sempre qualcuno che sta aspettando. No? Certamente un po' di soddisfazione per quanto riguarda dei risultati buoni nella media italiana. Siamo la seconda, come già detto, la seconda regione come numero di soci, la seconda regione come rapporto tra soci e abitanti, per cui la seconda rispetto alla Val d'Aosta, per cui da noi veramente. E in ogni caso questo è grazie al lavoro dei tantissimi volontari. AIDO è presente nella maggior parte dei comuni del Veneto e i volontari da 44 anni lavorano perché questa associazione per la donazione di organi, tessuti e cellule, proprio per la donazione, vogliamo promuovere questa idea. Se una persona si ammala e c'è una cura, è giusto che venga curata. Per insufficienza d'organo grave c'è la cura, c'è il trapianto. I medici italiani sono bravissimi, sono tra i migliori al mondo per questo tipo di interventi. Il problema è che gli organi non vengono fabbricati, possono solo essere donati. Per cui il nostro lavoro, la nostra opera è far sì che le persone riflettano su questa tematica e decidano, quando la vita sarà finita, di mettersi a disposizione, di donare. E questo si può fare evidentemente nel momento in cui si ha piena consapevolezza di sé. Certo, l'importante è fare una scelta consapevole. Ovviamente quando si parla di certi argomenti non siamo molto tranquilli e molte persone evitano questo argomento ed è per questo che tante volte la paura fa sì che le persone dicono no, anche no. Invece essere informati, sapere come avviene, quando avviene, perché avviene, ti permette di dire ok, capisco com'è, capisco perché, mi sta bene, decido di donare. Ecco, questo è il grande impegno che AIDO. E se in Italia c'è una legge, la legge 91 del 99, che dà disposizioni in materia di prelievi e trapianti, è anche grazie al lavoro, al grande lavoro che ha fatto AIDO per arrivare ad avere una legge. Perché prima tutto era lasciato alle buone intenzioni dei bravi medici, delle persone che si impegnavano. Adesso c'è una legge. Però nonostante la legge qualche problema, soprattutto con i comuni, c'è. Allora, il problema è sempre quello, le persone che decidono. La legge dà l'opportunità alle persone di decidere cosa vogliono fare dei loro organi alla fine della vita. Questa è un'opportunità, è un diritto ed è giusto che venga esercitato. Allora, in che modo uno può arrivare a manifestare la sua volontà? L'iscrizione all'AIDO è senz'altro una modalità positiva. Uno si iscrive all'AIDO solo per dire sì, alla fine della vita voglio donare. Un'altra volontà che è stata istituita dalla legge 91 del 99 è andando all'ASL e lì posso dichiarare sì, voglio donare o no, non voglio donare. Dal 2013 è possibile manifestare la propria volontà quando vado a chiedere o a rinnovare della carta d'identità. La legge è stata applicata, è applicata in modo un po' alla volta, sta partendo e in Veneto, la Regione Veneto ha deciso di prendere questa legge, di attuarla anche in Veneto
con una serie di decreti della Giunta e poi con la legge regionale dell'8 marzo 2016, la legge numero 9, e nei comuni del Veneto si deve partire con questo. Prima però i comuni devono essere preparati, c'è tutto un iter. Attualmente 400, più di 400 comuni, o circa 400 comuni, sono stati preparati, però solo 120, 114 anche sono partiti. Il grande lavoro... Cos'è che impedisce? Allora, cos'è che impedisce? Da una parte c'è l'impegno del comune, gli uffici d'anagrafe, organizzarsi, un po' di lavoro in più, perché per partire bisogna fare il corso di formazione, e questo è stato fatto grazie proprio al lavoro di sinergia Regione Veneto, Centro Regionale Trapianti, AIDO che è stata coinvolta, ANCI e Federsanità. È stato fatto un tavolo di lavoro e un gruppo di persone, soprattutto il coordinamento regionale Trapianti, e siamo andati in tutto il Veneto a preparare questi ufficiali d'anagrafe. C'è poi bisogno di unire la delibera, di adeguare i software del comune, tutta una serie di adempimenti. E un po' alla volta stiamo partendo. Scusi, però, la cosa... ma quello che non comprendo, ma secondo me anche chi a casa ha difficoltà a capire, questo corso di formazione in cosa consiste? Perché pare talmente semplice, vado all'anagrafe e dico... No, il corso di voglio formazione... donare il mio organo, metteranno a crocetta. Certo, allora, il corso di formazione è fatto agli ufficiali d'anagrafe, perché come minimo siano consapevoli di cos'è, di cosa si parla. Loro devono fare una domanda al cittadino, devono chiedere. Lei ha l'opportunità di manifestare la sua volontà in ordine alla donazione degli organi. Vuole fare, esercitare questo... fare questa domanda. Cioè, ok, un corso. Allora, no, le persone ufficiali d'anagrafe devono sapere, prima di tutto, che il sistema regionale Trapianti è un buon sistema, un sistema che funziona, un sistema positivo. Devono anche avere l'idea di come avviene, quando avviene, in modo che loro non devono spiegare niente al cittadino, ma come persone devono essere consapevoli di cos'è la cosa, di come avviene. E poi c'è, questo è il corso di formazione dove si spiega un po' questo, il sistema regionale, il discorso di quando si può donare, cioè quando la vita è finita e quando è che la vita è finita, in che modo viene accertata, e le modalità che devono, pratiche nell'esercizio di questa funzione. Allora, pochi comuni sono ancora partiti perché stanno ancora preparandosi, stanno ancora... E che diamine ci vuole? E speriamo che i cittadini possano chiedere anche, dire, ma noi vogliamo esercitare questo diritto. Ma infatti. AIDO, ecco, in questo... Se tutto fosse un po' più semplice, forse supereremmo un po' di burocrazia, ma... ad ogni modo, la cosa che potrà cambiare il tutto è nel momento in cui il Comune avrà la carta d'identità elettronica. In quel momento sarà obbligatorio fare la domanda al cittadino. Ma non basta fare la domanda. Questo senz'altro è il primo passo. La cosa importante è che il cittadino sappia che gli verrà fatta questa domanda e si sia preparato a rispondere. Perché ovviamente l'ufficiale d'anagrafe non potrà andare a spiegare al cittadino cosa avviene, come avviene, quando avviene, perché non è sua competenza, non è preparato a farlo. Per cui il grande lavoro che bisogna fare e che AIDO sta veramente facendo è questo. Dobbiamo far sì che la popolazione abbia potuto conoscere, sia stata informata, in modo che quando arrivano davanti all'ufficiale d'anagrafe le persone sappiano già di cosa si tratta e abbiano sviluppato un'idea. Altrimenti... Ma secondo lei sono ancora molti quelli che non sanno cos'è la donazione organi? Sì, vagamente sanno che ci sono i trapianti, ma come avviene e quando avviene? Sono ancora tantissime persone che hanno paura, dicono no, magari me li tolgono quando non sono ancora vivo, magari non mi curano bene perché così posso donare. Sono delle paure legittime, di morte non si ama tanto parlare, e per cui si evitano certi argomenti. Invece noi vediamo spesso che le persone che hanno partecipato a un incontro, una serata,
dicono adesso, la cosa adesso ho capito un po' come avviene, adesso certamente anche i mass media non hanno aiutato molto nel passato, perché molto spesso veniva fatta confusione tra era in coma irreversibile, volevano prelevare, si è svegliato, ecco, le paure sono state un po' alimentate da un'informazione non sempre corretta da parte dei mass media. Adesso le cose stanno andando decisamente meglio, però veramente tante persone non sono ancora ben informate e se non sono ben informate non potranno dare delle risposte consapevoli, perché è giusto che uno sia libero, uno deve essere libero di dire sì e di dire no, assolutamente, ci sta. L'importante è che quel no sia dato con consapevolezza, avendo tutti i numeri davanti, sapendo bene le cose. Allora è un no che ha un senso, altrimenti non va bene. Certo. Grazie. Grazie a Bertilla Troietto, che ricordo di essere la presidente di AIDO Veneto, Associazione Italiana Donatori Organi. Ricordo ancora che l'Italia è la seconda nel paese per numero di persone che hanno espresso la volontà al dono e corre anche l'obbligo di ricordare che anche la presidente nazionale Flavia Petrini è una veneta. È una veneta. Buon lavoro. Grazie. Alla prossima.